La preoccupazione è giusta, quella che dobbiamo avere in questi casi, di particolare allerta e attenzione. Per ora abbiamo pochi casi. E boom di casi di West Nile nel Veneto, l'infezione che in alcuni casi può provocare encefaliti piuttosto gravi, soprattutto negli anziani e fragili. Al momento la situazione all'interno del territorio dell'ULSS 4 Veneto Orientale è sotto controllo. Alcuni sono sintomatici, un paio non sono sintomatici, quindi rivenuti casualmente. Una persona ricoverata in condizioni stabili in terapia intensiva. Massima allerta quindi per questo tipo di patologia che va monitorata costantemente, specialmente nel periodo estivo. È un'attività che richiede la stretta collaborazione con le amministrazioni comunali per quanto riguarda il monitoraggio e i trattamenti, e anche con ARPAV, che ha nel nostro territorio le trappole che servono per controllare, diciamo, la situazione dei vettori, degli insetti. Secondo le linee guida diffuse dalla regione del Veneto, non esiste un vaccino contro il virus West Nile. È importante che le persone sappiano difendersi al meglio dalle punture di insetti che potrebbero essere portatori, come ad esempio prediligere abiti chiari, possibilmente indossare pantaloni lunghi e maniche lunghe dall'alba al tramonto, utilizzare repellenti topici e insetticidi elettrici. In questa maniera si fa un lavoro di prevenzione per evitare che molti possano recarsi nei pronto soccorso, dove si registra un numero sempre più alto di accessi dovuti a diverse problematiche e patologie. Gli accessi al pronto soccorso quest'anno sono ritornati ai volumi pre-Covid, quindi volumi molto importanti. Faccio presente che solo nel litorale le nostre postazioni di emergenza gestiscono 24.000-25.000 accessi all'anno, e quasi tutti sono concentrati nel periodo estivo, a parte Jesolo che lavora anche d'inverno.